Potrebbe essere la partita della svolta per entrambe le squadre. Chi vince oggi potrebbe rivedere i propri obiettivi e sognare traguardi sempre più prestigiosi. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra da Marco Barbaliscia. È il posticipo della sesta giornata di Serie A. A sfidarsi Roma Calcio 8 in maglia bianca e Atletico Fiumicino in maglia argento. Tutto pronto per il calcio d'inizio di questa sfida. Roma Calcio 8 contro Atletico Fiumicino. La Roma con 3 punti salirebbe al terzo posto insieme alla Pisana a quota 13. Classifica invece molto corta per l'Atletico Fiumicino che con 3 punti balzerebbe addirittura all'ottavo posto. In caso contrario si troverebbe inguaiato in zone pericolose della classifica. Vediamo come prenderà la piega questa partita. Primo possesso ora per la Roma direttamente dalle mani del suo portiere Goletti che serve in avanti Succi, si gira. Prova a prendere le misure bomber Succi. C'è anche una deviazione sulla sua conclusione. Allora, primo calcio d'angolo del match. A favore della Roma Calcio 8. Pallone battuto basso che rimane lì. Spazza via la difesa della Fiumicino che imposta adesso la ripartenza. Pallone giocato direttamente per Maramao che però non controlla. Marco Maramao, autore di 3 gol in questo inizio di campionato, il miglior marcatore nella fila dell'Atletico Fiumicino. Ma seguiamo adesso Succi. Vicino a lui Liotti, preferisce andare da solo. Poi Pisapia allarga il gioco per numero 15 Liotti. Poi ancora Succi anticipato questa volta. Allora può ripartire l'Atletico Fiumicino. Solo per un attimo però, perché il proprietario del pallone cambia in continuazione in questo inizio di gioco molto frenetico. Ora è il numero 3 Oliva che si deve difendere dall'attacco dell'avversario. Lo fa bene giocando per i suoi centrocampisti. Parroni anticipato e allora può ripartire l'Atletico Fiumicino. Pallone che però sfila via sul fondo. E allora rimessa a Roma. Una vittoria soltanto per l'Atletico Fiumicino in questo avvio di campionato, arrivata però in trasferta. Proprio per questo la partita di oggi ha un sapore ancora più particolare da seguire fino in fondo, con la Roma che l'ultima volta in casa invece perso. Ciò riapre le statistiche, riapre la sfida, almeno da un punto di vista matematico e statistico, appunto. Certo, poi quello che conta è la qualità e la preparazione della gara stessa. Per il momento equilibrio e nessun pericolo ancora dalle parti dei due portieri. Quest'oggi nell'Atletico Fiumicino non gioca Egizi, al suo posto Stefano Bergonzini, chiamato al difficile impegno di difendere la porta da uno dei migliori tridenti di questo inizio campionato. Parliamo del tridente della Roma Calcio 8, formato da Liotti, Seferi e Succi. Ora calcio di punizione per la Roma Calcio 8. A batterlo sarà il numero 6 Pisapia. Vicino a lui anche Oliva. Scommette sul cross il portiere del Fiumicino che sistema solo 2 uomini in barriera, ma seguiamo la battuta proprio di Pisapia che va invece in porta. Brivido per Bergonzini, ma non deve intervenire l'estremo difensore. Ora un tocco di mano qui sul tocco di Ferri. E allora punizione già battuta. Seferi la scucchiaia col mancino. Pallone distante dalla porta. Prova a scaldare il piede anche Klaus Seferi. Ora ancora Pisapia. Bergonzini così e così. Allora il pallone è ancora vivo per Liotti. Dribbling, pallone in area.
Ancora Succi, dischetto dell'area di rigore, quasi un rigore in movimento, ancora Bergonzini, confusione in area. Pallone che non vuole uscire dal rettangolo di gioco, allora lo controlla Pisapia. Succi, qui si aggiunge quasi la linea di difensori spazzando via involontariamente. E allora rimessa per l'Atletico Fiumicino. E Goletti se la ritrova tra le mani. Ancora Goletti, non ha fretta a riprendere il gioco, aspetta che i suoi si posizionino in avanti. Cercato ovviamente il punto di riferimento offensivo principale, Succi, che con le sue sponde può mettere in movimento sia Liotti che Seferi, micidiali con i loro tiri dalla distanza. Ma ora è il numero 9 del Fiumicino che prova a passare in mezzo a due, ce la fa, pallone sulla sinistra, messo in mezzo, non c'è nessuno e palla che sfila via. Aveva però sfondato bene Carnaci. Ora Liotti perde il pallone sul contrasto con Arduini. Arriva un fischio dell'arbitro, calcio di punizione. Sul pallone Edoardo Dallarmi. Tra i migliori marcatori dell'Atletico Fiumicino, quota 2 gol in 5 partite. Va a Dallarmi col mancino, trova però un suo compagno che involontariamente spazza via e fa ripartire l'azione degli avversari. Sulla destra con Seferi, Succi davanti a lui. Poi Parroni a mettere ordine, zona centrale del campo, alza la testa Parroni, libera il mancino, pallone di poco a lato. E Bergonzini che può rimetterlo in gioco, lo fa con un rinvio lungo direttamente sulla tre quarti avversaria. Rimessa Atletico Fiumicino che sulla destra con Dallarmi e con Arduini sta provando a rendersi pericoloso, ma per il momento Liotti e Pisapia stanno facendo buona guardia sugli esterni pericolosi del Fiumicino. Ferri, Dallarmi gioca il pallone dalla sua area di rigore, lo fa e lo perde, poi il sinistro provato e fa bene dal numero 5 della Roma e c'è l'1-0, il vantaggio dei giallorossi, ha segnato Paoli, destro micidiale a sorpresa che trafigge Bergonzini, si sblocca il risultato alla Stella Azzurra, 1-0. Proprio quando stava cercando di venire fuori l'Atletico Fiumicino ha colpito Paoli, portando in avanti i suoi. Vediamo ora se ci sarà una reazione da parte dell'Atletico Fiumicino che prova ora a spingere con Ferri. Ancora Arduini, ancora per Ferri. Perde il pallone qui Ferri, allora Seferi. Lo gioca all'indietro per Goletti. Rinvio non preciso questa volta dell'estremo difensore della Roma. Allora, nuova opportunità per l'Atletico Fiumicino con Maramao che libera il sinistro, alto non di poco dalla porta di Goletti. Cozza, Arduini, pressa alto Seferi, allora Arduini torna dal suo centrale. Ancora Cozza, sguardo in avanti, non c'è però il movimento dei suoi, allora può ripartire da dietro. Oliva, da sinistra passa a destra, poi gioca il pallone con Seferi sullo stretto. Bergonzini, Arduini, Cozza, Dallarmi, zona centrale del campo, prova ad andare in profondità. Si chiudono ancora però le maglie bianche della Roma che
che recuperano il pallone e provano a riproporsi. Oliva, Succi, si gira Succi, ha davanti a sé Cozza, allora prende campo sulla destra. Seferi a dargli una mano, c'è Liotti che prova la conclusione al volo. Non male il tentativo del numero 15, alto però. Ancora lo stesso Liotti a portare il pressing alto fino all'area di rigore dell'Atletico Fiumicino. Ora ancora il numero 6, Pisapia. Pallone in profondità, cercare Liotti, capisce tutto Arduini che fa ripartire Dallarmi. Dallarmi che non ci pensa su due volte, prova il sinistro, rimpallato, ma c'è ancora Ferri a tenere viva l'azione. Pallone poi sfila via senza creare pericoli dalle parti di Goletti. Seferi non controlla qui il numero 16 della Roma. Rimessa Atletico Fiumicino. Poi Goletti la gioca con i piedi un po' frettolosamente. Allora Arduini se la aggiusta col destro, poi libera il sinistro. Goletti con i piedi respinge. Pallone che è finito in rimessa laterale, non in calcio d'angolo come pensavano i ragazzi dell'Atletico Fiumicino, che ora rimettono in gioco il pallone con le mani. Controfallo però fischiato dall'arbitro. Ora possibilità di contropiede per la Roma, fermata però subito in partenza. Ora il sinistro da lontano dell'Atletico Fiumicino, ancora Goletti a metterci i pugni. Interventi non difficili fino a questo momento per Goletti, che si è comunque sempre fatto trovare pronto. Seguiamo ancora l'Atletico Fiumicino sulla linea di fondo, la mette in mezzo e arriva il pareggio di Dallarmi. 1-1 al 12°, ha segnato Edoardo Dallarmi, che trova il suo terzo gol stagionale. Non ha perdonato alla prima occasione Dallarmi, ha colpito la difesa della Roma, che aveva lasciato un po' sgombro il secondo palo. 1-1, vantaggio da ricostruire per la Roma Calcio 8. Ci prova subito Seferi che con un dribbling se ne va, salta anche un secondo avversario, la mette in mezzo per Succi. Bergonzini salva tutto e fa ripartire addirittura in contropiedi suoi. È un 3 contro 3. Prova a portarla numero 11 Maramao. Gli sfugge però il controllo del pallone. E lo stesso viene ora gestito da Seferi che con un guizzo prova ad andare via sulla destra. Si allunga però troppo il pallone. 12 minuti trascorsi qui alla Stella Azzurra, 1-1 tra Roma e Atletico Fiumicino. A Paoli ha risposto poco fa Dallarmi. Ora fischio dell'arbitro che ha visto un fallo, calcio di punizione per la Roma. Lo batte corto Oliva, il giocando lungo linea per Succi, che però nel controllare la sfera se la porta al di là della linea laterale. Allora Arduini a rimetterla in gioco. C'è Dallarmi sulla sua lungolinea. Pisapia lo ferma, alza la testa, zona centrale del campo, Seferi vicino a lui, Liotti dall'altra parte. Classico schema offensivo della Roma, con Succi perno centrale, Liotti alla sua sinistra, Seferi alla sua destra. E le sovrapposizioni sempre puntuali dei terzini per creare superiorità numerica. Ora ci prova con il sinistro Liotti, pallone di poco a lato. Conclusione da fuori che rimane per ora la scelta offensiva prediletta dai ragazzi della Roma Calcio 8. E qui però si devono difendere dal contropiede dell'Atletico Fiumicino. Il tiro provato da Dallarmi, si perde sul fondo anch'esso. Ora un fallo, zona centrale del campo, non perde tempo la Roma, che lo batte velocemente a cercare l'uomo più libero in avanti, che è Succi.
Gioco di sponda ottimo per Oliva, ancora Succi, si gira molto bene, salta un avversario, il secondo però rinviene su di lui, gli strappa il pallone. Allora Goletti, limiti della sua area di rigore, ferma il tentativo di contropiede provato da Balistrieri. Siamo già dall'altra parte con Succi che libera il destro, a terra Bergonzini. Oliva ancora per Liotti, vertice dell'area di rigore, fermato proprio sul più bello Liotti. Poi l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Atletico Fiumicino e Roma che rimane a pressare in avanti con numero 6 Pisapia. Liotti, Oliva, passa il pallone per Seferi che prova il sinistro, forse un rimpallo, è così, calcio d'angolo. Secondo calcio d'angolo per la Roma in questo primo tempo. Vertice dell'area di rigore, c'è la conclusione. Bergonzini, disturbato anche dall'attaccante, riesce in due tempi a bloccare la sfera. Ci aveva provato ancora Paoli, autore del vantaggio iniziale della Roma. Arduini, questo tiro cross dove però non c'è nessuno. Su questo tentativo di Arduini c'è il primo time out chiesto dalla Roma. Breve pausa per noi. Riprende il gioco adesso dopo il time out chiesto dalla Roma. Ci vuole parlare su Villani, visto forse qualcosa che non va. Ora la conclusione da fuori, dall'illusione del gol, ma è solo esterno della rete. Ci aveva provato Seferi. Guadagna comunque calcio d'angolo perché sul suo tiro c'è stata una deviazione. E allora ancora Liotti, vertice dell'area di rigore, gioca all'indietro per Parroni, fermato senza fallo secondo l'arbitro. Allora Arduini, si apre una prateria davanti a lui. Arduini fa tutto da solo, Goletti lo ferma in calcio d'angolo. Non perde tempo il Fiumicino che batte subito il calcio d'angolo. C'è in area di rigore il numero 8 Carnaci, tiro rimpallato ma dietro di lui Balistrieri a tenere viva l'azione. Fallo di Parroni, calcio di punizione. E qui d'astuzia Balistrieri, non c'era da aspettare il fischio dell'arbitro, tutto regolare, il gol è valido. Atletico Fiumicino che passa in vantaggio con il suo numero 9. Gol d'astuzia qui dell'Atletico Fiumicino. Atletico Fiumicino determinato più che mai. Avevamo detto che non partiva sconfitto in sede di presentazione, anzi se la sta giocando a viso aperto contro la Roma, passando anche meritatamente in vantaggio. Aveva poco prima del gol avuto un paio di occasioni, sempre con lo stesso Balistrieri, uno dei ragazzi più in luce nella formazione dell'Atletico Fiumicino fino adesso, che però ora deve difendersi dall'attacco della Roma con Succi. C'è Parroni libero sul limite dell'area di rigore, prova a servirlo Succi, capisce tutto Cozza che fa ripartire l'azione dell'Atletico Fiumicino. È un 3 contro 3, rientra però bene in questo caso la difesa della Roma e allora Dallarmi ci pensa su. Ancora il movimento di Balistrieri davanti a lui che gli porta via un uomo. C'è Arduini sulla destra, fa da solo Dallarmi, vince un rimpallo, ancora Dallarmi, 1 contro 2, se ne va splendidamente Dallarmi, entra anche in area di rigore. È arrivato un fischio dell'arbitro che ha visto un fallo dello stesso Dallarmi. E allora tutto fermo e Parroni che prova il destro sul fondo. L'arbitro ferma il gioco.
stata anche forse una munizione per il numero 3 Oliva della Roma, che si va a sedere in panchina dando spazio al numero 2 Vannozzi, che fa il suo esordio in campo in questa partita. Roma che restituisce la sfera al Fiumicino, che può quindi provare una nuova offensiva. Lo fa gestendo il pallone con il numero 8 Carnaci. Poi Balistrieri prova ancora a fare il buono e il cattivo tempo qui sulla fascia destra. Questa volta però lo contiene il neoentrato Vannozzi. Ora la Roma, zona centrale del campo, prova a partire veloce. Seferi si libera si crea lo spazio per il destro. Lo prova ma è debole. Nessun problema per Bergonzini, che ha messo subito un movimento d'allarmi. Scivolata fallosa di Seferi, calcio di punizione, quando mancano poco meno di 5 minuti alla fine di questa prima frazione, che possiamo dire è volata via grazie allo spettacolo offerto fino a qui dalle due squadre. Arriva ora un giallo per Seferi, probabilmente a proteste troppo vibranti del numero 16. Calcio di punizione, finalmente si può riprendere a giocare. Mancino in area. L'ultimo tocco è però di un giocatore del Fiumicino. Allora la Roma ha difeso bene in questo caso. E ora con Seferi si riaffaccia in avanti. Goletti sul pressing alto di Balistrieri, rinvia lungo. Ancora il numero 4 a gestire il pallone. Si trattava di Primavera. Pallone ora sulla destra per Seferi, Succi vicino a lui, Parroni in area, Seferi va invece al tiro e trova il gran gol dalla distanza, ha segnato Klaus Seferi, si torna in parità, 2-2. Fantastica esecuzione del giocatore della Roma, che ha trovato in extremis di primo tempo il 2-2. Sono già 4 i gol di questa partita, divisi equamente 2 per parte. Sicuramente questo è il più bello. Vediamo ora come reagirà l'Atletico Fiumicino al pareggio della Roma, se questo gol galvanizzerà più la Roma o se farà riproporre in avanti nuove offensive da parte dell'Atletico Fiumicino, che prova ora a spingere con Carnaci. Parroni lo ferma, poi Arduini, fallo su di lui, calcio di punizione. Parroni gioca lì vicino, la sfera se ne va con un guizzo Pisapia, rimessa Roma. Vannozzi, il pallone non passa, allora può riproporsi in avanti il Fiumicino, solo per un attimo però, perché Seferi lì sulla destra fa buono e cattivo tempo sia in difesa che in attacco, rendendosi protagonista in entrambe le fasi di gioco. Ancora Fiumicino ora, zona centrale del campo con Carnaci, Cozza, Arduini. Buono il dribbling, gli avversari però diventano 2, rischia di perdere il pallone in una zona pericolosa. Lo smista però poi bene sulla sinistra, dove c'è la conclusione tentata da Balistrieri, alta sulla traversa, ci prova da tutti i punti non Balistrieri ma ovviamente il numero 11 Maramao.
Poi qui perde una brutta palla la difesa della Roma. E arriva il gol del Fiumicino, che colpisce ancora una volta su una distrazione della difesa della Roma. 3-2. Segnato proprio l'autore della conclusione di pochi istanti fa, Marco Maramao, che trova il suo quarto gol di stagione. Ora Parroni a gestire il pallone, lo fa per Succi che prova il destro. La papera qui di Bergonzini che lascia passare il pallone ed è 3-3. Ancora una volta la Roma sotto, recupera gli avversari in poco meno di 2 minuti. Questa volta è Succi a realizzare il gol del 3-3. Su questo gol finisce il primo tempo, 6 gol tra le due squadre, punteggio di 3-3. Tutto pronto per la ripresa, calcio di riavvio battuto dal Fiumicino. Abbiamo visto rientrare la Roma qualche istante prima del Fiumicino, vogliosa di riportarsi in avanti, anche se per ben 2 volte è stato proprio l'Atletico Fiumicino a riportarsi in avanti. Per il momento sempre costretta a rincorrere la formazione di casa, che ora gestisce la prima offensiva con Liberti. Succi, c'è Liotti vicino a lui, la palla passa, attenzione a Liotti, area di rigore. Era uscito Bergonzini, il pallone però non ha trovato la via della porta e allora può ripartire uno dei migliori del primo tempo, Balistrieri, fermato qui dal raddoppio efficace di Liotti. Sovrapposizione di Paolì, Liotti vicino a lui, servito adesso, il pallone passa dalle parti di Liberti. Attacco della Roma che svaria da destra a sinistra, prova a coinvolgere tutti i suoi elementi. Ora la verticalizzazione di Liberti, nessuno però sulla linea di passaggio. Ora lancio lungo provato dalla difesa che trova bene Maramao. Si gira Maramao a cercare Balistrieri. 2 uomini su di lui, allora appoggia Dallarmi. Ora Dallarmi perde qui il contatto con la sfera. Buon per lui che dietro ci sia a fare buona guardia a Cozza, fa ripartire l'azione dei ragazzi in maglia argentata. Qui, brutto pallone perso dalla difesa, allora si può scatenare il terzetto d'attacco della Roma. Chiusura efficace però in un secondo momento dei centrali del Fiumicino. Chiede palla qui sulla sinistra Maramao, la riceve in questo momento. Tunnel provato su Liotti che però chiude le gambe in tempo e recupera la sfera. Goletti poi chiamato in causa dalla sua difesa, fa ripartire la Roma. Paolì libero sulla destra, chiede e riceve adesso la sfera. Pallone giocato adesso verticale. Fiumicino che difende bene, può adesso ripartire in contropiede. Ora, Parroni nella zona centrale del campo, fermato dal raddoppio avversario. Attenzione qui alla Roma che recupera un ottimo pallone nell'area di rigore avversaria, costretto poi a giocarlo all'indietro. Liberti, ultimo tocco di un giocatore del Fiumicino, rimessa della Roma che prova a stringere i tempi, a chiudere i suoi avversari nella propria area di rigore, cercare in tutti i modi il gol del vantaggio. Liberti, vicino a lui Liotti, Liberti va invece da Succi. Paolì, alza la testa Paolì, la gioca lì vicino proprio per Liberti. Succi
Il problema di girarsi, lo fa molto bene in mezzo a due. Succi se ne va con una magia, ancora Succi in possesso palla, la palla passa e arriva il gol della Roma. 3/4 del gol da attribuire a Succi, ma a metterla dentro è stata il suo compagno. 4-3 Roma. È stato proprio Liotti, ha servito splendidamente dal suo compagno di reparto a bucare la rete. Ora qui dall'altra parte Dallarmi, non c'è un attimo di pausa in questa partita. Dallarmi però calcia alto, ora altra palla persa dalla difesa della Roma con pressing del terzetto offensivo dell'Atletico Fiumicino, che sta dando più di qualche problema alla retroguardia della Roma. Bergonzini allora può rimpostare da dietro, Arduini in profondità a cercare il movimento dell'attaccante che subisce fallo, sarà calcio di punizione. Posizione pericolosa, ideale per un mancino. Sistema la barriera Goletti, sicuramente 2 uomini, forse anche 3 per il portiere della Roma. Si aggiusta il pallone Dallarmi, sarà forse lui a battere. Ancora qualche istante prima della battuta, concentrazione di Dallarmi. Va il numero 10, vola Goletti, la manda in calcio d'angolo. Sopra la barriera era passato il pallone di Dallarmi, respinto splendidamente dall'estremo difensore della Roma. Ora altra conclusione, salva sulla linea la Roma, ma l'azione non è finita. La palla sul secondo palo, Goletti la branca e la fa sua. Fiumicino che però è già tornato in possesso di palla con Dallarmi, profondità il lancio, non c'è però nessun suo compagno. E allora con calma Paoli. Poi ancora il pressing alto portato da Liberti e Succi. Ultimo tocco di un giocatore della Roma. Allora Atletico Fiumicino, il pallone giocato per il numero 9 che prova la conclusione, alta questa volta sopra la traversa. Ora pallone in profondità, vertice dell'area di rigore, Succi la controlla, 2 uomini liberi già pronti a prendere il cross che però non arriva per un fallo. Calcio di punizione della Roma, terra Liotti. Si rialza il numero 15 della Roma, niente di grave per lui. Allora calcio di punizione, sorta di corner corto alla destra di Bergonzini. Parroni sulla battuta, 2 uomini in barriera per Bergonzini, Succi e Liotti pronti a prendere un eventuale cross del loro numero 8. Arriva anche Liberti, parte adesso Parroni, va direttamente in porta, alto sulla traversa. Nessun brivido qui per il portiere dell'Atletico Fiumicino che con le mani fa ripartire i suoi difensori. Ancora il pressing di Succi a mettere pressione in zone pericolose al Fiumicino. Stessa Roma che riesce a recuperare la sfera ai suoi avversari. Rimessa per Liberti, è entrato anche Lo Russo per la Roma.
Bergonzini lancia in profondità a cercare Balistrieri, che però non può controllare questo pallone. E allora Poli, lungolinea, diventa buono per Succi. 1 contro 1 di Succi, aspetta rinforzi. Liotti che viene servito ancora una volta in mezzo all'area. Questa volta si chiudono le maglie argentate davanti a lui. Tapin che non riesce. Ora Maramao controlla, pressato da Lorusso. Ancora Maramao che l'appoggia all'indietro, poi riceve ancora il pallone. Lo gioca con il destro, la conclusione. Forse l'ha toccata Coletti. Non è dello stesso avviso l'arbitro, che comanda rimessa dal fondo. Bella iniziativa ancora di Maramao, che si era liberato molto bene di 2 uomini e poi aveva provato la conclusione, non trovando però la via del gol. Ma ancora il Fiumicino, possesso di palla, azione sulla destra, il pallone in mezzo, nessuno aveva seguito l'azione. Arriva poi il numero 2 Borneti, non controlla il pallone che sfila sul fondo. 10 minuti dalla ripresa del gioco, Roma che conduce 4-3. Ora l'Atletico Fiumicino, vertice dell'area di rigore, spazza senza troppi fronzoli la difesa della Roma. Togliotti devia il pallone, quanto basta per non far partire in velocità l'azione avversaria. Con calma ora l'Atletico Fiumicino a gestire il possesso del pallone. Verticalizzazione che non riesce per la buona interdizione di Liberti. Ora Cozza, Arduini, tiro cross, deviazione. Sarà calcio d'angolo per il Fiumicino, secondo di questa ripresa. Anzi no, l'ultimo tocco è stato proprio di un giocatore della squadra ospite. E quindi Roma che può riproporsi in avanti con Succi. Perde anche lui il contatto con la sfera, per sua fortuna c'è un suo compagno alle sue spalle, ma intervento irregolare di Liberti, calcio di punizione. Salgono le torri da dietro, nessuno più dietro la linea del pallone per il Fiumicino. Tutta la Roma anche chiusa dietro a difesa del gol di vantaggio, siglato in avvio di ripresa da Liotti. Forse uno schema quello che stanno pensando i giocatori del Fiumicino. Vediamo adesso con la battuta. È una punizione che coglie in pieno l'unico uomo in barriera. Rimessa comunque per il Fiumicino, pallone giocato in aria. Balistrieri si accontenta del calcio d'angolo, questa volta c'è il secondo calcio d'angolo per l'Atletico Fiumicino, con Dallarmi che però non controlla la sfera. Allora si apre la possibilità di contropiede per Liotti, che se ne va molto bene un avversario, tutto libero il suo compagno sulla sinistra. Questa volta Bergonzini si riscatta e manda in calcio d'angolo il pallone. Parata a distinto dell'esperto portiere dell'Atletico Fiumicino. Ora calcio d'angolo per la Roma, Liotti stacca, non trova però il contatto con la sfera. Ora provano a salire quelli del Fiumicino. Ancora Liotti con pressing a tutto campo, dappertutto oggi il numero 15 della Roma. Qui controlla la palla numero 7 Ferri, guadagna calcio di punizione, chiama palla sulla sinistra numero 2 del Fiumicino, tutto solo, preferisce invece andare da solo alla conclusione Arduini. Nessun problema per Goretti, che con calma posta una nuova azione per i suoi. Colpo di testa di Cozza, non si accorge che dietro di lui c'è Liotti che recupera il pallone.
che viene poi giocato da Parroni. A terra ancora Bergonzini. Balistrieri fermato da Lorusso, c'è Liotti dietro a lui, pallone sfila via per la rimessa, calcio d'angolo per la Roma. Ultimo tocco del numero 2 del Fiumicino. Parroni ha già battuto, gioca ora la palla in area, Dall'Armi recupera, prova a partire veloce il Fiumicino, ce la fa trovando ottimi spazi lì sulla destra. Parroni a tutto campo a difendere. Siamo già ai pressi del corner dall'altra parte. Ultimo tocco di un giocatore del Fiumicino, rimessa Roma. 10 minuti, poco più alla fine della partita. Discorso ancora aperto, entrambe le squadre possono ancora vincere questa partita. Maramà ora ci prova con una girata che però va alta sulla traversa. Liotti, Succi provano a sfondare centralmente i due della Roma. Ancora Succi a controllare la sfera, questa volta il filtrante non passa per la buona interdizione di Balistreri che salta un paio di avversari. Maramao, la piazza di destro, non gira abbastanza la conclusione del numero 11 che si perde sul fondo, ma ancora Balistreri ha fatto vedere tutta la sua classe in dribbling. Ora prova a ripartire da dietro il numero 2 Borneti, serve proprio il Balistrieri sulla sinistra, addirittura marcatura triplicata sul numero 9 dell'Atletico Fiumicino, costretto a partire da dietro per trovare un po' di spazi, chiuso da Liberti. Allora è un 3 contro 3, Liberti si accentra, poi prova il mancino e arriva il gran gol di Liberti. Roma 5, Atletico Fiumicino 3, ha segnato Luca Liberti. Prova a prendere le distanze la Roma, 2 gol di vantaggio rispetto dei suoi avversari. Fiumicino sbilanciato in avanti alla ricerca del gol del pari, inevitabilmente si sono aperti spazi in avanti, ben sfruttati da Liberti. Qui è l'altro numero 11 Maramao, ancora ad impegnare Goletti. Rimessa battuta velocemente dall'Atletico Fiumicino, che ne guadagna un'altra, sempre dalla stessa parte. Dialogano qui gli attaccanti del Fiumicino, la conclusione sventata ancora da Goletti. E ora è Bornetti che si deve difendere da Liotti, lo fa bene, girando il pallone per Cozza. Crede ancora nella rimonta dell'Atletico Fiumicino che si riversa in avanti senza perdere troppo tempo. Dall'Armi non si intende qui con il compagno, allora Seferi, da appena rientrato il numero 16 della Roma, si ritrova con una grande occasione sul destro, pallone che esce di poco a lato, forse ha scheggiato anche il palo, la conclusione di Seferi. La scucchiaia in avanti il pallone, attenzione, c'è la possibilità per il Fiumicino che non la spreca. 5-4, accorcia le distanze, ancora vivo l'Atletico Fiumicino. Accorcia le distanze Marco Maramao. Sempre più bomber di questa squadra. E Roma che adesso si riversa in avanti. Liberti col sinistro, il portiere la respinge con i piedi. Ancora Liberti, molto attivo nel finale di gara, il numero 11 della Roma. Qui con la punta tocca quanto basta per Oliva. Ancora Liberti. Liotti, Seferi che aspettano un suo eventuale cross, chiuso però sulla fascia. Un buon intervento della difesa del Fiumicino che ora fallo su Balistreri, calcio di punizione.
Seferi, vicino sulla destra, che si va invece dall'altra parte dove c'è Parroni. Liotti ancora per Parroni. Si chiudono le maglie argentate, questa volta efficacemente. Possibilità di contropiede per il Fiumicino. Il tiro da distanza siderale, poi Maramao non riesce a frenarsi in tempo. Frana su Lorusso, calcio di punizione. Minuti fa se ne finisce. Ora rimessa in gioco, pallone già tra le mani di Goletti. Finta il rinvio che avviene solo adesso tra i piedi di Seferi. Col sinistro prova ad accentrarsi, Liotti vicino a lui. Seferi fa tutto da solo in mezzo a tre avversari. Guadagna rimessa laterale in zona d'attacco. Dialoga ancora con Liotti. Seferi, scambiano i due. Ancora Liotti per il suo numero 16. Pallone in area, spazzato dalla difesa del Fiumicino. Lorusso, Liotti, fermato sulla fascia. Allora può ripartire il Fiumicino, ma c'è buona interdizione qui di Liberti. 1 contro 1 di Liberti, prova a portarsi la palla sul sinistro. Fallo, calcio di punizione. La posizione è più che interessante per gli abili tiratori della Roma quando mancano poco meno di 5 minuti alla fine del match. Solo una distanza, la distanza di un gol a dividere le due squadre. Sul pallone sembra intenzionato ad andare Parroni. 3 uomini in barriera per il Fiumicino. Parte Parroni con il destro, barriera piena. Liberti, scucchiaia per Seferi che controlla e addomestica un pallone difficilissimo, giocandolo in area per Liotti. Calcio d'angolo per la Roma. Battuto corto il calcio d'angolo. Capisce tutto la difesa del Fiumicino che si chiude e riparte. C'è Maramao subito libero sulla sinistra che chiama il pallone. Va invece da solo il suo compagno che con la conclusione impegna neanche tanto Goletti, che in 2 tempi fa sua la sfera e rilancia l'azione. Il colpo di tacco splendido di Liotti. Si deve defilare però Parroni, Seferi e Lorusso a chiamare il pallone in area, che però non giunge mai a destinazione. Squadre lunghe ora, occasioni possibili da una parte e dall'altra. Ora è il numero 3, Ruggeri, a controllare la palla. Ora Ruggeri si fa vedere, si va invece da Maramao. Lo chiude con decisione Lorusso. Ruggeri, allora la rimessa per Maramao che con un dribbling se ne va, guadagna calcio di punizione, numero 11 del Fiumicino. Sul pallone Edoardo Dallarmi. Da questa posizione cercherà forse più il cross che un tiro. Parte ora Dallarmi, il cross è basso, spazza via la difesa della Roma. Ultimi minuti di sofferenza per la Roma, di speranza per il Fiumicino, che è solo una distanza dalla Roma quando mancano meno di 2 minuti alla fine dei tempi regolamentari, salvo poi eventuale recupero che l'arbitro concederà. Qui Goletti ci mette i pugni e manda in calcio d'angolo sul tiro tentato da Ruggeri. Calcio d'angolo, attenzione, a tutto solo stacca Balestrieri, non trova però la porta.
con un guizzo se ne va sulla sinistra il giocatore della Roma che prova la conclusione, si distende Bergonzini alla sua destra, guadagna calcio d'angolo la Roma che prova a tenere distanti i suoi avversari dalla propria porta. Ci aveva provato ancora Liotti, Parroni al calcio d'angolo per Seferi che addomestica il pallone, vertice dell'area di rigore, 1 contro 2, guadagna un altro calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto basso e arretrato, non controlla però il pallone Maramao e allora nuova possibilità per lo russo che si trascina via la palla. Ancora un minuto a disposizione per le due squadre. Ora Liotti strappa un pallone, allora c'è la grande occasione per chiudere il match. Seferi questa volta pecca di altruismo, si salva qui il Fiumicino. Liberti gioca con il cronometro, il numero 11 della Roma, ma l'ultimo tocco è il suo e allora ultima preghiera per l'Atletico Fiumicino che si riversa in massa in avanti alla ricerca del pareggio. Dall'Armi poi tenta la conclusione un po' avventata, c'è un fischio dell'arbitro, fallo all'attacco. Goletti gioca a profondo, Goletti ha visto il movimento delle sue punte, Bergonzini la gioca addirittura di testa, palla che torna al mittente. Si sposta che deve giocare. Goletti rinvio con i piedi, lungo, forse direttamente sul fondo, no perché aggancia la sfera Liotti, ma non c'è più tempo. L'arbitro decreta la fine dell'incontro. La Roma calcio a 8 alla meglio sull'Atletico Fiumicino, vince 5-4, una pazza partita e si porta al terzo posto in classifica agganciando a quota 13 la Pisana.